Buongiorno e benvenuti, io sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è: quali bisogni guidano la tua vita? Iniziamo col dire che i nostri bisogni si manifestano in ogni ambito della nostra vita. Quando la celeberrima Pretty Woman chiede all'usciere dell'hotel di insegnarle a mangiare, sta manifestando un bisogno comportamentale. Quando invece un bambino si sveglia di notte e chiede alla mamma perché la maestra esige silenzio durante il disegno, sta cercando risposta ad un bisogno cognitivo. Altre volte il bisogno è emotivo, oppure corporeo, inconscio, spirituale o di bellezza. Quando agisci, a quale bisogno stai dando risposta? Si dice lavorare per bisogno, nel momento del bisogno, limitare i propri bisogni, spendere più del bisogno, andare a fare i propri bisogni. Insomma, il bisogno delle persone è qualcosa a cui obbedire. I bisogni umani hanno anche un movimento specifico. Avanzano dalle retrovie cercando soddisfazione ed appena l'hanno trovata si ritirano lasciando spazi al bisogno successivo. Spesso le coppie non si accorgono che i loro bisogni cambiano. Inizialmente c'è il bisogno di stabilità ed una volta raggiunto emerge quello di creatività o libertà, che le incasina. Cosa hai sempre desiderato a cui nessuno ha mai risposto? Avete avuto genitori con così tanto spazio interiore da accogliere tutti i vostri bisogni? Hanno rispettato il vostro desiderio di dormire o di non farlo? Vi hanno educato almeno secondo il principio assaggia? Erano consapevoli che siete dotati di una sessualità? La mamma che risponde al bambino che vuole vedere una donna nuda: prega, prega. Avete potuto vestirvi come volevate? Con quei colori, un certo stile, i tatuaggi, addirittura i piercing? A me piace l'idea che i miei pazienti possano fare colazione con la marmellata al gusto che piace loro, affinché sperimentino il permesso di avere i propri gusti, i propri valori. Che tipo di esperienze interiori vi regalate? A volte capitano esperienze secondo cui iniziamo a pensare che sentire, avere o perseguire certi bisogni equivalga a non essere ok. Cosa accade quando una persona sente un bisogno che non riceve risposta? Ha inizio il ciclo del malessere, che inizialmente è rappresentato da comportamenti di adattamento. In fase cronica rappresenta comportamenti patologici. Ad esempio, ci sono persone che senza saperlo scelgono di non esprimere più i loro bisogni, con comandamenti interiori del tipo: tanto non serve a nulla. Altre persone invece temono che se esprimeranno il proprio bisogno ci saranno conseguenze. Loro, ma anche altri, staranno male. Pertanto concludono con quella che io chiamo la tragedia delle tragedie. La tragedia delle tragedie è rappresentata da quelle persone che non manifestano più alcun tipo di desiderio. Fanno il deserto e lo chiamano pace. La parola desiderio deriva dal latino desidera e significa ciò che ha a che fare con le stelle. Quando i grandi condottieri di un tempo navigavano rotte inesplorate, si orientavano proprio grazie alle sidera, cioè le stelle. Quando noi esprimiamo un qualcosa che speriamo avvenga, guardiamo in alto verso le stelle. Ed anche il sommo poeta Dante Alighieri chiude le tre cantiche della Divina Commedia con la parola stelle. L'ultimo verso dell'Inferno recita: e uscimmo quindi a rivedere le stelle. L'ultimo del Purgatorio, puro e disposto a salire alle stelle, e la chiusa del Paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questi astri sono dunque strettamente connessi all'uomo ed al suo anelito, verso le stelle, cioè il suo desiderare, infinito, costante, che si rinnova, soddisfazione dopo soddisfazione. La persona non può non desiderare, altrimenti non vibra più, non sente più il gusto della vita. Vi sono diverse strade che le persone percorrono e conducono all'annullamento del desiderio. La prima strada è osservare una serie di regole come soddisfazione del bisogno principale. Laddove è primaria la regola, le persone faticano ad amare. Mi chiedo, quando tornavi a casa, prima di ricevere un ciao tesoro, ti dicevano: togliti le scarpe che ho pulito? La seconda regola invece riguarda la forma, che è considerata primaria, così che si va a perdere l'essenza. Per esempio, era l'ora della merenda e che ti preparavano la merenda preferita. Ma ti hanno mai domandato quale fosse la tua merenda preferita?
La terza regola ha a che fare con il compiacere a tutti i costi. Si porta a termine ciò che si inizia e magari hai vissuto finendo le cose iniziate per volontà di altri, anche se non facevano per te. Molti iniziano un'università che i genitori desiderano, ma che non fa per loro, per esempio. Lo stesso vale per un lavoro o per la persona da amare. Ed infine la quarta regola, l'impegno massimo. Se fai una cosa, bisogna farla bene. Guardate che la stragrande maggioranza delle cose nella vita basta farle, non serve che siano fatte a perfezione. Per concludere, riepiloghiamo le domande più importanti, utili per noi stessi e i nostri figli. Quando agisci, a quale bisogno stai dando risposta? Cosa hai sempre desiderato, a cui nessuno ha mai risposto? Che tipo di esperienza interiore ti regali e con quale frequenza? Le regole vengono prima dei sentimenti? È primaria la figura esterna oppure l'essenza? Cioè vale di più quello che è apparenza che gli altri possono vedere o quello che provi? Compiaci spesso rinunciando ai tuoi desideri? Ed infine, ti impegni sempre al massimo, ma ti manca il tempo per quello che ami? Molto bene, per oggi abbiamo concluso, ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi saluto e ciao!